Biodiversità preziosa perché? Beh, intanto comincerei col dire che il Veneto ha bisogno di guardare il futuro in modo diverso da quello che abbiamo fatto in questi ultimi 30 anni. Non per rinnegarli. Credo che il Veneto sia cresciuto così com'è perché c'era bisogno di un Veneto che in qualche modo rispondesse alle richieste di crescita e di sviluppo, qualche volta anche in modo disordinato. Credo sia opportuno oggi, crisi economica da un lato, il mondo che cambia, la globalizzazione, riguardare noi stessi, farci una foto e allora credo che l'ambiente veneto, che è da sempre una caratteristica che noi in qualche modo sentiamo dentro, chi pensa al Veneto, ognuno di noi ha in mente qualche foto di qualche pezzo di Veneto, cioè nei Veneti c'è proprio l'immagine della foto di qualche pezzo di Veneto che ci accompagna sempre. Dobbiamo rivederlo e credo che la biodiversità, che è parte integrante di questi paesaggi, di questa nostra storia, sia un modo per immaginare il Veneto del futuro. Un Veneto sostenibile, un Veneto per le persone, un Veneto per i veneti, non contro qualcosa, non un Veneto vincolistico, non un Veneto dei problemi nuovi che vogliamo introdurre, bensì un Veneto che in qualche modo, riempiendo le parole che sempre usiamo, cultura, turismo, sviluppo, riesca a coniugare tutto questo nel nostro stare bene in Veneto, nel nostro sentire comune. Credo che quando un Veneto pensa al proprio territorio, pensa al suo ambiente, ai suoi paesaggi. Oggi siamo qua, in un ambiente straordinario, nell'orto botanico, dove coniughiamo la storia, l'architettura, il paesaggio, la fauna. Ma è talmente bello questa ambientazione che non possiamo non immaginare che nel futuro il Veneto sia così. E quindi tocca a noi ripensare un po', ristudiare un po'. Insisto però, ecco, niente di tutto questo deve avere di fianco la parola vincolo, ma opportunità. Ecco quindi rete ecologica regionale. E quindi rete ecologica regionale, quindi valorizzare e riscoprire quei sistemi, già noti, quindi Natura 2000, quindi un progetto del territorio in cui quando parliamo di parchi, di aree protette, quando parliamo di zone da valorizzare, si immagini un qualcosa che sia per i veneti, per i nostri territori, per lo sviluppo, per il futuro, per il turismo, per la cultura e non contro qualcosa. Ma credo questo sia lo spirito nuovo.